il premio Sisal Wind City Savignano. Estrema incertezza, basti dire che il favorito al momento è Tony Spritz e paga 3,64. 1 Uragano Mic, 2 Parker OM, 3 Mythical Griff, 4 Toshiba S, 5 Ontario Regal, 6 Tony Spritz in seconda fila, 7 Suck My Cox, 8 Titanio Baldini, 9 US Star RR, 10 Riscettin. Parte piano Tony Spritz. L'errore di Riscettin. Va in avanti Toshiba S che scavalca Parker OM, al largo Mythical Griff che si presenta a chiedere strada dopo 150 metri di corsa. Birilli Uragano Mic precede Ontario Regal. I 200 iniziali in 14,8. Toshiba S leader. Dopo mezzo giro nei confronti di Parker OM si ritrae Mythical Griff, lo fa in terza posizione alle spalle della coppia di testa e avanti a Uragano Mic. 400 iniziali in 29 e mezzo. Riscettin Squalifica coglie Riscettin. Toshiba S a scandire il ritmo ritenuto più opportuno al proprio interprete. Parker OM alle sue spalle, poi Mythical Griff. Avanza al largo Ontario Regal, pedinato da Suck My Cox. Per linee esterne Tony Spritz. Giro di corsa in 1-1 appena abbondante per Toshiba S, che continua a guidare avanti a Parker OM. Ontario Regal che riporta sotto il treno esterno formato essenzialmente da Suck My Cox. Completamento del chilometro 1, 17,2. Toshiba S in vantaggio, 1 3/4 avanti a Parker OM e Ontario Regal richiesto. Poi Suck My Cox che sopravanza Mythical Griff, 4,50 per venire a casa. Toshiba S chiude a dritto opposta in 14,5. Accenna la terza corsia. Suck My Cox viene via dal fondo del gruppo Titanio Baldini che è il più reattivo a 250 al termine. Toshiba S in vantaggio su Ontario Regal che lavora sul passo, poi Suck My Cox rimontato di dentro a Titanio Baldini che finisce a velocità doppia a 100 al termine. Toshiba S ancora in vantaggio, arriva Titanio Baldini, Toshiba in vantaggio, Titanio che si scatena, Titanio Baldini che vince davanti a Toshiba S al terzo Ontario Regal. 2,5 il totale, successo di Titanio Baldini. Il numero 8 Carlo Ballotta, il train da programma di Alfredo Gamboz, i colori della signora Patrizia Giordani al secondo Toshiba AS che non ha potuto nulla dopo aver fatto tutto per benino per 1500 metri. Sul palo vince Titanio Baldini, seconda è Toshiba AS, mentre per il terzo posto a distanza ancora Ontario Regal a capeggiare i ben battuti.